Com'è andato il settore vitivinicolo veneto nel 2021? Allora, a differenza delle altre fruttifere, quello della vite è stata un'annata tutto sommato discreta. Come clima si è caratterizzata per la presenza della gelata tardiva di inizio aprile e per un'estate più calda e siccitosa della media. La gelata tardiva ha compromesso i germogli delle piante dei vigneti di pianura e ha causato un ritardo vegetativo che si è portato fino alla vendemmia, un ritardo quantificabile in 7-10 giorni. Diamo un po' di numeri partendo dalla superficie abitata. Sì, la superficie abitata potenziale del vigneto veneto ormai sfiora i 100.000 ettari ed è stabile rispetto all'anno precedente in quanto cresce solo dello 0,1%, mentre la superficie abitata già in produzione è arrivata a 93.975 ettari con un aumento annuo dell'1,3%. La produzione di uva invece? La produzione di uva è rimasta stabile rispetto all'anno precedente, è quantificabile in 14 milioni di quintali, con un meno 0,3 rispetto all'anno precedente. Quest'uva per il 78% viene prodotta in area DOC e il restante 18,4% in area GT, con una quota residua di vini varietali o generici. La resa delle uve da vino è stata pari a 149 quintali ad ettaro, con un calo dell'1,5% rispetto all'anno precedente. Per una produzione complessiva di vino? Allora, il vino è stato circa 10,9 milioni di ettolitri, con un calo annuo del meno 1,1% netto, e di questo vino 8,3 milioni di ettolitri sono rappresentati da vino DOC e praticamente consistono del 76% sul totale del vino prodotto in Veneto. Del vino DOC l'88% è vino bianco, in gran parte rappresentato da Prosecco e Pinot Grigio, mentre i vini GT sfiorano di poco la quota del 20% sul totale. Passiamo ai prezzi. Com'è andata con i prezzi? I prezzi è stata un'annata tutto sommato molto soddisfacente per i vignaioli, infatti ad un prezzo medio del Veneto di uva di 0,74 euro al chilo corrisponde un aumento annuo del 27,6%, con la provincia di Treviso che con 0,90 centesimi di euro al chilo aumenta del 19,9%, Treviso mantiene la leadership come prezzo più alto in regione. Infine l'export. L'export di vino veneto è un po' l'ariete dell'agroalimentare veneto. Infatti si pensa che l'export del vino veneto corrisponde al 35% sul totale del vino nazionale esportato. Nel 2021 l'export si è attestato a 2,5 miliardi di euro, con un aumento del più 11,1% rispetto all'anno precedente.